Autostad che acquista velocità, in partenza, tutti su di una linea, a parte c'è l'errore intanto di Ruffian, a parte Rebecca che parte un po' discosta e così in vantaggio Red Rose America nei confronti di Rivincita Bon che riesce a sistemarsi in seconda posizione. Numero 2 Rice Rob squalificato per Rice Rob. Guida dunque la favorita Red Rose America, Rivincita Bon in seconda posizione, poi c'è Ripper Jet che avanza e si sistema terzo. Ancora Rouen Peste TFT, intanto 31,3 per i 400 iniziali, Red Rose America conduce, nella sua scia rimane Rivincita Bon, poi Ripper Jet, ancora Rouen Peste, via via tutti gli altri con in quinta posizione Rivelino, mentre ora c'è la progressione di Rebecca, completamento dei 600 in 48, tranquillo primo parziale di gara per la favorita, ora Rebecca prova ad avvicinarsi. Intanto però viene completato il giro in 1,3, non cambiano le posizioni con Rebecca unica cavalla esterna, sta superando Ripper Jet che rimane comunque in terza posizione, forse ne prenderà la scia, anche Rouen Peste nelle prime posizioni, intanto il chilometro in 1,18,4, Rebecca vicina Red Rose America a 500 dalla conclusione, a contatto rimane sempre Rivincita Bon, poi Ripper che sposta all'esterno, intanto c'è l'errore numero di 4 Rivincita Bon ne approfitta Ripper Jet per lanciarsi in corda, in scia ora Red Rose America, all'esterno è sempre Rebecca, poi il tentativo anche di Rivelino, si inserisce anche Ruffian dopo la rottura, alla corda c'è Rouen Peste, completamento della curva, addirittura d'arrivo, ultimo parziale in 15,2, Red Rose in vantaggio, Rebecca che ci prova, poi anche Ripper Jet, ultimi 100 di gara con lo scatto a centropista di Rebecca all'interno di Ripper Jet, finale con Red Rose America che vince su Ripper Jet, terzo posto per Rebecca, 1,16,6 il ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere, Red Rose America tutto semplice una volta al comando, deve chiudere in 29,9 però per sfuggire a una Rebecca apparsa comunque molto tonica all'esterno dopo una partenza molto prudente e soprattutto Ripper Jet che finisce secondo lungo la corda, Rebecca ha contato terza, poi più indietro Rouen Peste al quarto. Il successo per l'allieva di Jerry Riordan in Salchi Andrea Farolfi, quota di 1,44 al totalizzatore.